Girare sui mezzi pubblici per 3 mesi a soli 20 euro. L'obiettivo è invogliare chi non ha neppure mai provato ad usare bus o tram al posto dell'auto privata. In un momento in cui si chiedono dei sacrifici ai cittadini per combattere l'inquinamento atmosferico con i divieti alla circolazione dei vecchi automezzi, arriva una proposta economica interessante. L'abbonamento urbano e suburbano fino alla seconda tratta per 3 mesi costerà una tantum 20 euro anziché 124. In ogni famiglia se ne potranno sottoscrivere al massimo 3. Obbligatorio per poterlo acquistare a questa cifra promozionale è possedere un'auto a benzina fino a Euro 1 o diesel fino a Euro 4, soggette al blocco della circolazione, e la residenza in comune di Padova. 20 euro per 3 mesi. La logica è, primo, aiutare chi ha macchine in difficoltà. Secondo, si spera, dopo esperimenti fatti in altre città europee, che alla fine rimangano degli abbonati per quanto riguarda il trasporto pubblico, che vuol dire fare fidelizzazione, far sì che uno provi e quando vede che funziona rimanga. Questa è una cosa molto interessante, per cui non siamo una città che fa solo divieti. Il progetto si è ispirato a un'esperienza simile sviluppata in Svezia, a Lund, dove però era indirizzata ai soli pendolari e non era collegata a limitazioni del traffico. Il risultato fu che il 40% di chi aveva aderito all'offerta, dopo il mese gratuito, ha rinnovato a pagamento l'abbonamento, rinunciando definitivamente all'uso della propria auto. Il Comune di Padova investirà in questa promozione 50.000 euro.